Patriarcato o no, i numeri non mentono e a darli all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sono ancora tante, troppe, le donne che in Veneto si vedono costrette a scegliere fra lavoro e cura dei figli. L'ultima relazione annuale sulle dimissioni volontarie di lavoratrici madri dicono che nel 2022 sono state 5.650, in crescita rispetto all'anno precedente, quando erano state 5.427. Un dato che fotografa un problema radicato. La stragrande maggioranza ha qualifiche medio-basse, impiegate e operaie, e l'identikit descrive lavoratrici che per oltre l'80% sono inserite nel settore terziario dei servizi e del commercio. Le motivazioni poi sono limpide per la maggior parte. Le mamme lavoratrici dimissionarie parlano della difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del figlio in relazione ai servizi, leggasi rette dei nidi, mancanza di nonni a supporto e costi della babysitter, seguita poi dalla stessa difficoltà ma legata a dinamiche aziendali, quindi difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del figlio, appunto, in particolar modo dal punto di vista dell'organizzazione aziendale. In Italia dal 2011 al 2022 le dimissioni volontarie delle donne sono passate da 16.000 a sfiorare le 45.000 e il Veneto non fa eccezione, anzi sfiora il canonico 10% sulla media nazionale, che da sempre rappresenta il nostro benchmark statistico rispetto al resto del paese. Infatti, raffrontato a una regione simile per dinamiche demografiche come l'Emilia-Romagna, qui si va verso le 6.000 dimissioni, mentre in Emilia ci si ferma poco sopra le 4.000. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 19 dicembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda il fenomeno delle dimissioni volontarie delle donne costrette a rinunciare al lavoro per stare a casa e seguire il figlio. Non è una regione per mamme, quindi vediamo il titolo dell'articolo di Martina Zambon sulle pagine del Corriere del Veneto. Ogni anno oltre 5.000 mamme rinunciano al loro posto di lavoro. Servizi carenti e troppo cari, i dati in crescita dell'Ispettorato del Lavoro. Va meglio, molto meglio in Emilia. Questo articolo, di cui vi ho letto le prime colonne, compare a pagina 2 del Corriere del Veneto di oggi, in una sezione, la prima sezione del quotidiano dedicata all'inverno demografico, che con una sorta di reportage costituisce la notizia di primo piano del Corriere del Veneto di oggi. Vediamo quindi le dichiarazioni dell'assessora alle pari opportunità e al lavoro Elena Donazzan. Gli standard elevatissimi dei servizi comportano costi insostenibili per aziende e lavoratori, vanno rivisti con spirito pragmatico e realismo. Questo il commento dell'assessora alla notizia che oltre 5.000 mamme rinunciano ogni anno al loro posto di lavoro a causa di servizi insufficienti nella nostra regione. La regione sostiene le imprese nei processi di transizione green, digitale e di trasferimento tecnologico con un finanziamento di 2 milioni di euro, leggiamo. Questo insomma la replica in qualche modo da parte della regione. Vediamo poi il dato sulla demografia, perché naturalmente il fatto che sia così difficile conciliare i tempi di vita e lavoro non può non avere un effetto sul calo demografico. Naturalmente l'inverno demografico, come viene chiamato, persi altri 1.000 bebè, i veneti aumentano solo grazie ai migranti e agli anziani longevi. Questo è il report dell'Istat sulla popolazione residente in Veneto. Qui abbiamo altri commenti dalla Zuanna. 3 mesi di vacanze, stop alle lezioni alle 13, anche cose come queste vanno cambiate. Campostrini, seguiamo l'esempio tedesco e va ridotta la precarietà, giovani incerti fanno meno figli. La notizia del calo demografico anche sui quotidiani del gruppo NEM. Il Veneto in positivo grazie agli stranieri, ma quasi 6 over 65 per ogni under 12, più che calo, quindi è giusto chiamarlo inverno demografico. Padova e Verona registrano una crescita, Venezia e Vicenza segnano invece una flessione. Questo è il dato provinciale. Ma proseguiamo invece con la rassegna stampa di oggi, rimanendo sulle pagine
dei quotidiani del gruppo NEM con una notizia di Laura Berlinghieri, un articolo firmato da Laura Berlinghieri che riguarda la sanità, in particolare lo sciopero dei sanitari in Regione Sanità, l'allerta dei medici, questo è il titolo: fuga per stretta pensioni e 42.000 turni a gettone. I sindacati veneti parlano di contratti a chiamata record, in Emilia Romagna sono solo 1700, chiediamo investimenti e assunzioni, no alla quiescenza portata a 72 anni. È la proposta da sempre, almeno da qualche anno, del presidente della giunta regionale Luca Zaia: allungare i termini della pensione dei medici, trattenere i medici in corsia anche oltre i 70 anni. Ebbene, i medici non sono d'accordo e dicono no alla pensione a 72 anni. È molto interessante e ovviamente preoccupante il dato dei turni a gettone: in Veneto 42.000, in Emilia Romagna 1.700, quindi una sproporzione molto evidente. Sono quei turni coperti da appunto personale medico a chiamata con costi molto più elevati per le strutture sanitarie, perché rimasti scoperti quei turni perché manca personale, la carenza di personale, i buchi nell'organico, una vicenda naturalmente cronica ormai nella sanità veneta, aggravata dal fenomeno della fuga dei medici verso il privato, verso altre regioni, verso l'estero, un fenomeno che si è aggravato durante la pandemia. Ma vediamo ancora alcune dichiarazioni. Massimiliano D'Alasso, presidente veneto di Arci EMAC: gli ospedali saranno costretti ad affidarsi a gettonisti o medici laureati all'estero, anche con percorsi non certificabili qui. Francesco Di Bartolo, segretario veneto di CISL Medici: i dottori se ne stanno andando dal settore pubblico, nel 2021 hanno lasciato in 1700, nel 2022 in 5000. Paolo Camerotto, segretario veneto della Federazione Veterinari Medici e Dirigenti Sanitari: i nostri organici sono sottodimensionati del 30% e il timore di sforare il tetto di spesa non è una motivazione valida. Questo sui quotidiani del gruppo NEM, ma la notizia è anche sul Corriere del Veneto, in un articolo di Paolo Guidone: medici, altri 500 in fuga nonostante il dietrofront sulle regole per le pensioni. Ieri lo sciopero bis dei camici bianchi, adesioni oltre il 70%. Nell'ultimo mese sono state almeno 3 le occasioni di sciopero dentro la sanità veneta e in generale nel Servizio Sanitario Nazionale. Dopo la prima giornata di sciopero il 5 dicembre, ieri il bis della protesta in tutto il territorio nazionale, giornata di astensione dal lavoro indetta dalle sigle sindacali dei medici e altre figure del comparto sanità, anche se in questo caso non ha aderito l'ANAO Assomed, che invece aveva scioperato il 5 dicembre. Contro il governo, la protesta, misure ammorbidite da parte del governo Meloni, ma in Veneto non si è fermata l'emorragia appunto di camici bianchi. E anche qui una dichiarazione di Bartolo, sindacalista della CISL: stiamo osservando un collasso delle strutture pubbliche, tra qualche anno ci saranno solo gettonisti nei pronto soccorso. Già adesso, va detto, in oltre 3/4 dei pronto soccorso del Veneto i turni sono coperti prevalentemente da medici a gettone. Questo per quanto riguarda la fuga dalla sanità veneta, la crisi della sanità pubblica. Una crisi che si potrebbe affrontare naturalmente se ci fosse la volontà politica, prima di tutto cominciando dalle assunzioni e dal valorizzare il personale sanitario. Si è detto più volte durante la pandemia, ad esempio si parlava di veri e propri eroi, medici, infermieri e tutte le altre figure che operano all'interno degli ospedali, ma poi in concreto molto poco è stato fatto. Proseguiamo però con la rassegna stampa di oggi, chiudiamo con le ultime notizie flash. La prima dai quotidiani del gruppo NEM: fine vita, il PDL in aula il 16 gennaio, ma c'è l'incognita del voto segreto. Parliamo del progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall'associazione Luca Coscioni, che ha raccolto oltre 9.000 firme in Veneto e le ha depositate assieme al testo ancora nel giugno scorso. Ebbene, c'è finalmente una data per la discussione, il dibattito e si spera l'approvazione in Consiglio regionale il 16 gennaio appunto, oltre 6 mesi dopo. Abbiamo i commenti di 2 consigliere regionali dell'opposizione, Elena Ostanella del Veneto Che Vogliamo: speriamo che gli sgambetti tra correnti politiche siano finiti.
E poi Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, nelle commissioni un lavoro sprecato, questo è un fallimento della giunta e della maggioranza di Luca Zaia. Voltiamo pagina, un'altra notizia flash sul Gazzettino: hacker, i russi rivendicano l'attacco a enti e imprese, stop fatture elettroniche. La banda Lockbit, che aveva già colpito l'ULSS 6, chiede il riscatto in criptovalute. L'allarme in Veneto, aziende bloccate da 12 giorni, a rischio scadenze e bilanci. In Consiglio regionale accreditate ieri le 13esime, ma restano problemi nella gestione di decreti e presenze. Questo per quanto riguarda l'attacco hacker che ha coinvolto, i server, più che altro i database di diverse pubbliche amministrazioni. La notizia anche sui quotidiani gruppo NEM, il blitz contro la PA in Italia, la rivendicazione degli hacker russi dopo l'attacco al Consiglio Veneto. I server veneti sono in via di ripristino, via libera liquidazioni e decreti urgenti, ma resta bloccata la parte di registrazione degli accessi. Scongiurato il rischio di stop a stipendi e 13esime dei dipendenti, ma appunto resta aperta la questione della protezione dei dati, della privacy, dati che naturalmente hanno anche un valore, non a caso sono oggetto degli attacchi hacker, appunto. L'ultima notizia di oggi riguarda la politica regionale. Val de Gamberi, 20.000 firme, vada via. Questo è il titolo molto secco sulle pagine del Gazzettino. Caso Cecchettin, Verdi e coalizione chiedono le dimissioni del consigliere regionale. Sotto accusa sono finite le parole di Val de Gamberi rivolte a Elena Cecchettin. Val de Gamberi l'ha accusata fra l'altro di recita e di satanismo per le sue valutazioni sul patriarcato in merito al femminicidio della sorella Giulia Cecchettin. In una lettera indirizzata al governatore Luca Zaia, Europa Verde sollecita il passo indietro del consigliere regionale eletto nella sua lista, un comportamento inqualificabile per il ruolo istituzionale che ricopre, che non può essere più tollerato. La società e tutte le istituzioni sono chiamate oggi più che mai a uno sforzo comune che debelli definitivamente la cultura patriarcale e denigratoria nei confronti delle donne. 20.000 firme quindi raccolte per chiedere le dimissioni di Stefano Val de Gamberi, consigliere regionale eletto nella lista Zaia e poi successivamente traghettato al gruppo misto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.